Basta tagli alla sanità pubblica. La CGIL di Venezia scende in campo con una petizione dall'emblematico titolo Tu tagli, io firmo, in cui si chiedono maggiori finanziamenti alla sanità pubblica, più assunzioni e salari adeguati a chi ci lavora. Promossa in tutta la provincia, la petizione parte dalla denuncia di un presente definito preoccupante. Ci sono più di 40.000 prestazioni in galleggiamento, cioè prestazioni che non vengono erogate. Per questo noi chiederemo alle cittadine e ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati e alle pensionate del nostro territorio di firmare per chiedere una chiara inversione in tendenza e investimenti veri e reali, concreti nella sanità pubblica del nostro territorio. Tra chi guarda con maggiore preoccupazione ai problemi della sanità ci sono gli anziani, una fetta di popolazione in aumento nel veneziano e che per l'80% può contare solo su meno di 1.000 euro al mese di pensione. Aumentano le liste d'attesa, le permanenze nei pronto soccorso sono diventate lunghissime, in più nella sanità territoriale si cominciano a vedere carenze strutturali nella presenza dei medici di famiglia. La CGIL chiede a governo e regione un piano di assunzioni e di adeguamento dei salari per scongiurare migrazioni del personale medico verso la sanità privata. La situazione è drammatica del personale all'interno dell'US 3 e l'US 4. Mancano oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori, di cui oltre 400 medici e oltre 600 del comparto. Questa grave carenza di personale sta provocando una mancata risposta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Una retribuzione adeguata è chiesta anche per i lavoratori degli appalti, generalmente donne part-time impegnate in pulizie, ristorazione e anche servizi di CUP e segreterie di reparto. In questo momento c'è una scarsa presenza di lavoratori, quindi di fatto servono risorse umane. E come poter portare le risorse umane all'interno degli ospedali che possano fare queste mansioni? Attraverso delle retribuzioni adeguate.